assegnazione dell'attestato ente del 2025 al merito sociale e assistenziale. È conferito alla OFTAL, cioè l'Opera Federativa Trasporti Ammalati a Lourdes, appunto, sezione genovese dell'Associazione Ecclesiale per l'accompagnamento di malati sofferenti e disabili a Lourdes e in altri luoghi di devozione mariana, specialista in carità. Allora leggo veramente con gli speggetti perché non ho, caro Don, non ho più 20 anni. Ma anche io non leggo sempre. Dammi nelle preghiere stasera, ti ricordi quel carro evangelico, bastava un po' di sull'occhio. A tal fine si riporta le motivazioni. OFTAL, Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes, viene costituita nel 1932, ha sede centrale a Trino Vercellese e per la sezione di Genova non si ha una data certa dell'anno di fondazione. Data l'importanza sociale e religiosa del sodalizio, nel 1977 OFTAL è stata aggregata all'Unitalsi, che tutti conoscono, Unione Nazionale Trasporto Ammalati, sempre a Lourdes, Santuari Mariani. La sezione genovese ha sede nella centralissima via Galata con diretta dipendenza dall'arcivescovado. Inoltre appare evidente che Genova, proclamata il 25 marzo 1637, come tutti sanno, città di Maria, è ricca in tutte le strade e nei vicoli del centro storico di edicole mariane in marmo e in pittura, non avrebbe potuto astenersi dall'accogliere una sede OFTAL per aderire all'attività di pellegrinaggio, assistenza, accompagnamento dei malati con l'uso dei mezzi di trasporto idonei nei luoghi più conosciuti della devozione mariana. L'attività di OFTAL, in quanto ente ecclesiale, ha chiaro svolgimento nella configurazione e scelta dei percorsi e delle mete mariane nazionali e internazionali, da Lourdes a Bernadette, protagonista nel 1858 del famoso miracolo mariano, alla Terra Santa con Betlemme, la città del santuario mariano che custodisce la casa dove visse Maria. Sono queste le ragioni del conferimento tali da attribuire all'associazione ecclesiale OFTAL un'importante funzione operativa su dimensione interregionale. Trino Vercellese si onora di aver celebrato la fondazione di OFTAL, Opera Federativa Ammalati Lourdes, eccetera. L'attestato d'onore ente nel 2025 vuole testimoniare, e qui termino, l'onore della Liguria con l'archidiocesi di Genova e la diocesi di Imperial Vega per l'impegno di OFTAL e dei suoi operatori nel sostenere, accompagnare i malati, gli infermi, i sofferenti e i disabili nel pellegrinaggio devozionale verso i luoghi della speranza. Bene. Subito la parola al Don che sulla base di questo lungo messaggio se puoi aggiungere parole. Un grande grazie, vorrei dirlo anch'io personalmente alla nostra associazione, che ormai non ricordo da quanti anni mi vede come tormentante delegato arcivescovile. Già il cardinale Bagnasco questo mi chiese, il nostro arcivescovo, l'amato padre Tasca, mi ha confermato in questo incarico, e in altre che riguardano sempre la salute qui a Genova, la disabilità e la terza età. L'OFTAL per me personalmente, insieme alla mia parrocchia, è un po' la mia famiglia, che mi ha insegnato anzitutto la gioia di dedicare tempo, forze, insieme, non a chi è meno fortunato di noi, come a volte si suole dire, ma chi ci insegna spesso a vivere, a gioire, nell'essere, questa è la nostra natura, figli di Dio così amati al punto che il Signore ha mandato la sua mamma in terra per ricordarcelo a Lourdes e in tanti altri santuari. Breve tu, breve anch'io, perché se no mi uccido. Però questa adorazione in streaming in Europa, per cui bisogna che sia un pochino puntuale.
però non posso non ricordare le tante testimonianze in questi anni dei nostri malati, che non sono persone quali dedicarsi, ma membri più che attivi della nostra associazione, insieme alle dame, barellieri, pellegrini, a chi anima continuamente la vita della sede rinnovata in via Galata. È una testimonianza gioiosa di fede e di fraternità, dove la sofferenza è veramente trasformata in occasione di bene, anche di gioia. Ecco, lasciatemi dire, concludo, nella fraternità anche delle diverse età. Quest'anno siamo andati con la carrozza in bianco, valenti di questa altezza che ancora non camminano perché portati in braccio, spinti nelle carrozzine, e che si preparano a diventare, sì, barellieri, dame, ma che già rallegrano con la gioia che viene dai bambini, i nostri malati. E poi i ragazzi, quest'anno in pellegrinaggio erano 63, tra i 16 e i 25 anni. Si parla tanto male della gioventù, ma si sbaglia, perché hanno un cuore grande, grandissimo. E poi gli adulti, gli anziani, barellieri che hanno servito una vita e che oggi sono in carrozzina, si fanno servire e continuano a dare. E sono lieto, ecco, e onorato, ma anche lieto che l'Oftal sia stato scelto per questa attestazione, perché non merita. È un'occasione per la nostra città per dire quanto è grande il cuore di Genova, perché il cuore dei genovesi dice anche Niatri, i Bracincorti, Mirti, perché vengono corti, comunque, e siamo chiusi, Niatri siamo con i nostri palazzi, fuori austeri, dentro uno splendore come questo palazzo. Così l'Oftal, se andate a vedere in via Galata, è piccinetto, ma quando esce il pellegrinaggio non finisce più. Grazie di cuore. L'avvocato Paolo Castrati. Qui abbiamo qui Anna Maria Campello che vuole regalarci un momento di poesia. Perché poi liberiamo. Grazie, è già stato detto tutto, quindi io voglio solo fare un ringraziamento particolare alla nostra carissima Anna Maria Campello e al maestro Calamano, perché tra le varie attività che abbiamo intrapreso nella nostra sede c'è quella del lunedì della poesia, che vede tanti disabili che partecipano attivamente, e questo grazie alla vostra sensibilità e alla vostra disponibilità. Quindi grazie, veniteci a trovare perché facciamo tante belle cose. Grazie di cuore. Anna Maria Campello, è il momento della tua poesia, il tuo contributo. Grazie, io vorrei dire che saranno non so 35-40 anni che collaboro con l'Oftal, e non è solo anziani, abbiamo avuto cura anche con i bimbi non vedenti, autistici, e vorrei dire almeno due parole alla mia cara amica Flavia, che è un pilastro un po' dell'Oftal. Con lei abbiamo fatto tantissime cose insieme e quindi sono emozionata veramente, perché il mio cuore è nell'Oftal da tanto tempo. Vi ho dedicato questa poesia. Volontariato, luce di speranza, come faro che illumina il mare, semina di bontà immensi prati di solidarietà e amore, mano di aiuto che porge sempre ai più deboli e infelici, stella di chi soffre nelle notti buie e non lo lascia solo con le sue paure. Ci lascia sempre dei momenti commoventi. Ringraziamo ancora Don Matteo Pescetto e la presidentessa dell'Oftal. Complimenti ancora a voi tutti.